Eccoci qui. Ciao Bene. Lorenzo. Ciao Claudio, ciao a tutte e a tutti, benvenute a questa nuova diretta organizzata dal Manifesto Sardo. Con noi questa sera Claudio Sanna. Come stai Claudio? Bene, grazie. Tu Roberto? Tutto bene. Dove ti trovi questa sera? Sono in Sardegna, a Cagliari. Ah, molto bene. Claudio Sanna è un pianista sardo e un compositore che ha pubblicato nel 2015 per la casa discografica svizzera Tutte di Basilea il suo primo disco solistico dal titolo Mentos, costituito interamente di musiche originali. Per la stessa etichetta, proprio oggi esce un lavoro monumentale in doppio CD dedicato ai compositori sardi contemporanei, di cui come redazione del Manifesto Sardo siamo lieti di ospitare la prima presentazione. Claudio Sanna ha conseguito il diploma accademico al Conservatorio Canepa di Sassari in pianoforte, al Conservatorio Boito di Parma e al Conservatorio Marenzio di Brescia in composizione. In seguito si è perfezionato con Andrea Lucchesini, Pietro De Maria ed Enrico Stellini all'Accademia di Musica di Pinerolo per pianoforte e all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella classe di Carlo Fabiano per la musica da camera. Compositori sardi contemporanei e un'istantanea del mondo musicale contemporaneo sardo, con una prima ricerca che vede un focus di 8 compositori: Luciano Chessa, Andrea Granizio, Paolo Pastorino, Riccardo Collu, Giuseppe D'Amico, Giovanna Dongu, Claudio Sanna e Luca Sidigu. È un progetto pensato in divenire, quindi con un costante aggiornamento su il repertorio e sull'attenzione di quello che succede, di quello che accade in Sardegna, ma anche fuori. Alcuni di questi artisti infatti vivono e lavorano anche molto lontano. Luciano Chessa, ad esempio, da oltre 30 anni negli Stati Uniti, vanta un curriculum importante. La prima cosa che vorrei chiedere a Claudio è proprio sulla tua formazione e su come la tua formazione ti abbia portato a produrre questo doppio CD e come abbia anche
potuto contaminare la tua formazione, questo percorso nel portare avanti anche questo lavoro di ricerca sui compositori sardi. Grazie Roberto. Innanzitutto per l'opportunità, è un piacere per me essere qui con voi con il Manifesto Sardo. La mia formazione innanzitutto è nata quasi per caso. Non provengo da una famiglia di musicisti, sono entrato a contatto con la musica non subitissimo, ero già alle medie, alle scuole medie, no? Quando ho conosciuto il pianoforte per caso, quindi è stata una circostanza fortuita quella che mi ha portato a compiere i miei studi musicali. Volevo fare dell'altro, ecco, quando ero piccolo. Il mio sogno era quello di diventare uno scienziato, ecco, quando ero molto piccolo. Quindi ho compiuto i miei studi accademici, come giustamente detto, al Conservatorio di Sassari, dove mi sono diplomato molto presto, a 19 anni già, ero diplomato e poi ho proseguito il perfezionamento, sì, fuori, con i maestri che hai citato, che per me sono stati fondamentali, Enrico Stellini, Pietro De Maria e Andrea Lucchesini per il pianoforte, Carlo Fabiano, importantissimo maestro che è appena andato in pensione all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, dove ho avuto modo anche di conoscere musicisti straordinari con cui confrontarmi, ecco. E poi importante per la mia formazione da compositore sicuramente sono stati Emilio Ghezzi al Conservatorio di Parma, che è un grandissimo, anche lui adesso in pensione, è un grandissimo maestro, e Paolo Goletti a Brescia. Ecco, questi sono stati, diciamo, i maestri fondamentali per la mia crescita musicale. Bene, allora, intanto volevo ricordare ai nostri ascoltatori che siamo in diretta. Questa diretta sarà poi visibile nei nostri canali. I canali da cui può essere seguita questa diretta sono quelli del Manifesto Sardo sul sito del Manifesto Sardo, sulla pagina YouTube e sulla pagina Facebook del Manifesto Sardo, anche della mia pagina Facebook, Roberto Loddo. Ora vorremmo ascoltare una tua interpretazione, un'interpretazione della fuga sopra un tema di Albinoni, interpretazione registrata a Bonn nel 2009. Sì. No.
Eccoci. Grazie Claudio per queste pillole su la tua opera. La prima domanda che mi viene in mente intanto è, visto che oltre ad ascoltare questo brano abbiamo visto per 4 minuti e mezzo anche l'immagine di un rinoceronte, cioè mi chiedevo, come molti di noi immagino si stiano chiedendo, come mai c'è un rinoceronte, perché hai scelto questa immagine? Sì, io oltre alla mia attività musicale sono un appassionato pittore piuttosto che disegnatore, sono un appassionato storico dell'arte, quindi mi piace l'associazione musica-immagine. Ecco, in questo lavoro, tratto dal mio canale YouTube, ho voluto associare con un'incisione del Cinquecento importantissima di Dürer, che è stato veramente uno dei massimi padri, no, dell'arte nordica della Germania, associata in questo caso a Bach, che è stato quello che viene considerato il padre della musica europea occidentale, che appunto veniva dalla Germania. Quindi c'è un'associazione quasi identitaria che ho voluto fare tra immagine e suono. Allora, esce oggi Compositori sardi contemporanei, un doppio CD che contiene come abbiamo detto, un ampio progetto di ricerca che è durato, insomma, tantissimo nel tempo e, come hai aggiunto tu, è un progetto in divenire. Quali sono gli elementi che ti hanno portato a, insomma, portare avanti questo progetto? Sì, diciamo che è stato ed è un percorso abbastanza travagliato. Io partirei proprio dalla registrazione che abbiamo appena sentito. Una registrazione live che feci a Bonn durante il concorso Beethoven nel 2009. Quello è stato, diciamo, uno degli anni più importanti della mia formazione, ecco, all'Accademia di Musica di Pinerolo. Un concorso importantissimo, all'epoca era la seconda o terza edizione, il primo italiano a essere diciamo selezionato, è stato un concorso che mi ha messo a dura prova, tanto studio, tanto impegno, ecco, sullo strumento.
ricerca sui classici in questo caso, no? Johann Sebastian Bach, ma poi tanta musica di Beethoven. In seguito, con la fine del mio percorso accademico all'Accademia di Pinerolo nel 2011, ho iniziato, io vivevo fuori dalla Sardegna già dal 2008, no? Quindi ormai sono 14 anni. È iniziato per me una sorta di ripensare ai luoghi che avevo vissuto, alle musiche che avevo ascoltato nel mio periodo formativo al Conservatorio di Sassari, ma anche in un certo senso a ripensare ai luoghi della mia infanzia, e forse a un ricordo sonoro che non era così impresso forse nella mia memoria. Quindi dopo questo periodo accademico c'è stato un momento di pausa per me, un momento in cui mi sono fermato e ho fatto sperimentazione con me stesso. Ho provato a improvvisare, ho provato a comporre, e da qui è nato un lavoro che forse è l'inizio di tutto questo ampio progetto. Questo lavoro l'ho intitolato Ammentos, che significa ricordi, sono degli acquarelli, sono degli schizzi sui ricordi della mia infanzia e sui suoni che la mia infanzia mi suggeriva. Bene, adesso a me piacerebbe ascoltare con i nostri ascoltatori un altro brano tratto dall'album di Claudio Ossana del 2015, Ammentos. Il brano si intitola Marroculas, che tradotto dal sardo in italiano significa trottola. Trottola in sardo si può dire Marroculas, Bardunfula, Badrunfa, Baldofula, a seconda del territorio. Noi a Dolianova diciamo Barrallicu, poi chissà se è lo stesso strumento, però ricordo che da bambino la trottola veniva chiamata Barrallicu. Ascoltiamo allora Marroculas.
Eccoci nuovamente. Bellissima anche questa interpretazione, Claudio. Grazie. Ho avuto l'opportunità di ascoltare Claudio a Cagliari, un concerto organizzato a Castello alla Fondazione Siotto, giusto? È la fondazione. Sì, 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 con la Fondazione Siotto, diciamo, è nato quest'anno un rapporto di collaborazione col quale continuativo, mi stanno appoggiando tanto in questo progetto di ricerca, ecco, sui compositori sardi. E lì Bene, infatti abbiamo avuto modo di conoscerci, era il 18 marzo. sì, sì, era il 18 marzo. Adesso vorrei chiederti di parlarci degli autori sardi contemporanei che sono presenti in questo progetto di ricerca. Mhm. Sì, quindi dopo Mentos, diciamo che c'è stato un periodo in cui mi sono dedicato alla musica da camera, a un altro tipo di ricerca, poi, adesso arriviamo ai compositori sardi, un anno fa, quasi per caso, grazie allo stimolo di un caro amico Matteo Taras della Polifonica Santa Cecilia di Sassari, è nato così per caso questo progetto nuovo. Matteo mi chiese un concerto con musiche di autori contemporanei sardi, quindi abbiamo buttato giù una bozza e il primo concerto per il Filolosso, che è questa splendida rassegna che fanno a Sassari ogni anno, abbiamo pensato di fare un concerto con 4 autori. Siamo partiti da compositori che conoscevo, che ho conosciuto durante la mia formazione. E questi sono Luca Sirigu, Giovanna Dongu, ho fatto poi le mie musiche, e poi un compositore che ho avuto il piacere di conoscere proprio un anno fa, che è stato per me quasi una folgorazione, è Giuseppe D'Amico, anche lui sassarese. Quindi è nato tutto così, con un concerto che non aveva il titolo Compositori Sardi Contemporanei, questo è nato dopo. Era semplicemente un concerto con musiche di autori contemporanei, con questi 4 autori. Dopo questo primo evento, era il luglio di un anno fa, ho pensato di sviluppare, ecco, questo processo di ricerca. Quindi ho approfondito le musiche che già avevo studiato di questi autori, ne ho messo il repertorio di nuove. Di Giuseppe ho studiato ad esempio tutti i Lirico Sketch, il primo volume, e ho cominciato a registrarle. Io vivo a Mantova, c'è un importante studio di registrazione nella città che mi ospita, è lo studio di Carlo Cantini, un ottimo tecnico, e lì ho iniziato con cadenza quasi mensile ad andare nel suo studio a registrare queste musiche, e ho cominciato poi a fare delle ricerche su altri autori che potessero in qualche modo legarsi, che potessero sposare questa causa. Quindi ho conosciuto Riccardo Collu, Andrea Granizio di Cagliari, recentissimo, e poi un altro degli autori che per me è stato veramente folgorante è stato Luciano Chessa, che ho conosciuto il 27 dicembre di un anno fa. Ed è uno degli autori veramente che tratto, che hanno una fetta importante in questo lavoro e che abbiamo potuto sentire già all'inizio della trasmissione. I compositori, quindi ve li nomino, sono 8. Luciano Chessa, che come hai già detto vive da oltre 30 anni negli Stati Uniti, ha un importante curriculum, stiamo facendo importanti collaborazioni. Andrea Granizio, cagliaritano, anche lui con importanti esperienze all'estero in Inghilterra. Paolo Pastorino, lui diciamo si dedica alla musica acusmatica ed è inserito appunto nella parte di questa ricerca dedicata soprattutto alla sperimentazione. E poi nella seconda parte del lavoro con i compositori Riccardo Collu e Giuseppe D'Amico, che ho menzionato prima, Giovanna Dongu, ecco. Poi ci sono alcune mie composizioni e poi Luca Sirico, ecco, con altri 2 pezzi. Ok, bene. Allora, ora
A me piacerebbe ascoltare altri due pezzi. Un pezzo di Luciano Chessa interpretato da te, Kubrick Donna 2, e poi Studio sulle none, che è un tuo pezzo. Cioè questo Sì, non è un lo pezzo studio, interpretato, è sì. proprio un tuo pezzo questo. Sì, Studio su Lenone è un progetto che sto facendo appunto su Lenone, è un intervallo musicale ed ha due riferimenti fondamentali. Uno è a Franco Oppo, che è stato, diciamo, il padre della musica contemporanea in Sardegna. Lui ha scritto uno studio su Lenone che fa parte della mia formazione, una musica che mi ha sempre colpito e mi è sempre piaciuta. Quindi c'è questa citazione. La musica popolare che è presente all'interno di questo lavoro, così come la musica di Oppo, e poi la citazione della nona, che oltre a essere stata utilizzata appunto nei lavori di Oppo, è presente nel repertorio, diciamo, un po' più particolare del Novecento, penso agli studi di Bartók piuttosto che a Scriabin. Quindi c'è questo doppio canale che coesiste in questo lavoro. Va bene, allora buon ascolto. Grazie.
E rieccoci Sì, nuovamente. stava per partire il secondo studio sulle nonne che ho scritto quest'anno, che presento nel lavoro. Mi sono dimenticato, scusami, di parlare di una importante citazione che è evidente, che è presente in questo studio, che è Ligeti. Ecco, Ligeti è stato uno degli autori per me folgoranti ed è visibile all'ascolto proprio di questo studio sulle nonne. Tra l'altro, tra qualche mese ci sarà un importante anniversario, 600 anni dalla nascita di questo straordinario compositore che ha segnato così profondamente le sorti della musica degli ultimi 100 anni. Grazie. Beh, l'altra cosa che ci tenevo a chiederti è legata più al sistema della conoscenza, al sistema della formazione, dei nostri conservatori in Italia, su quelle che possono essere le opportunità, ma anche sui limiti, i difetti, per non parlare, insomma, delle cose che si potrebbero migliorare, delle cose che insomma non funzionano. Ok, domanda complessa, proverò a risponderti. Ma sicuramente il nostro paese ha una costruzione, dal punto di vista dell'istruzione, favolosa, forse più sulla carta. Innanzitutto è accessibile a chiunque e i costi sono alla portata di tutti. Ecco. Quindi il nostro paese offre un'istruzione a tutti i livelli accessibile a chiunque. Quindi questo è importante, secondo me, sottolinearlo. Io ho compiuto i miei studi musicali al conservatorio spendendo praticamente nulla. Ecco. Riguardo la qualità, ecco, è su quello che secondo me si potrebbe lavorare, perché spesso, questo parlo non solo del conservatorio, ma a tutti i livelli di istruzione, alle scuole medie, alle scuole superiori, piuttosto che all'università, spesso le modalità di reclutamento sono talmente così aleatorie che la qualità e l'offerta formativa a volte di basso livello. Dico a volte perché ho conosciuto proprio in conservatorio durante la mia formazione dei grandissimi insegnanti, ma non accade sempre questo. Anzi, se devo pensare a quelli che sono stati i miei maestri principali, che vengono dalle scuole private, spesso l'Accademia di Pinerolo, che adesso ha un sostegno da parte dello Stato, ma negli anni in cui l'ho frequentata io era pressoché un'accademia privata, no? Dove ho lavorato con importanti maestri. Ecco, quindi c'è una forte differenza tra il settore privato e pubblico che secondo me è da risolvere. Cioè, garantire forse un alto livello nel pubblico, così come nel privato. Grazie. Bene, noi adesso stiamo per ascoltare un altro pezzo, un pezzo di Carlo Pedini, interpretato da te, ispirato all'arte di Pinuccio Sciola e tratto dal progetto Pietre di una esposizione. L'altra domanda che ti volevo porre era proprio su il legame con le arti sarde e questa connessione forte che io ho notato semplicemente perché nei giorni in cui tu eri in Sardegna eri al museo di Pinuccio Sciola, Sì, forse sì. più di una volta ci sei andato in quei giorni e quindi ero proprio curioso di chiederti l'origine di questa connessione con lui, con la sua storia artistica e in generale con le arti sarde. Sì, come ti ho accennato prima, il mio interesse spazia un po' in tutti i campi dell'arte, quindi non solo la musica, ma anche la pittura, la scultura, tutte le arti visive in generale. Non so se ti ricorderai, ma al concerto in Fondazione Siotto, in scenografia, accanto al pianoforte c'erano delle maschere in Sì. legno, sono delle maschere fatte da Antonio Maria Cocco, che è un artista del mio paese, io vengo da Ossi. Quindi mi piace far dialogare la musica con la scultura piuttosto che con la pittura, piuttosto che col video. Di quest'anno è il progetto Pietre di un'esposizione, che è uno dei lavori, anch'esso
in via di sviluppo, che è uno veramente dei più importanti che ho fatto negli ultimi anni. Tutto è nato grazie al Festival di Sant'Arte, al Giardino Sonoro, grazie a Pinuccio Sciola, questo importante artista sardo che abbiamo avuto e che ricordiamo anche grazie a questo festival. Cosa è successo? Ho voluto mettere in dialogo questa volta dei compositori internazionali, quindi non sardi, ma che vengono da fuori, anche stranieri come Philippe Festou dalla Francia, ad esempio. L'ho voluto far dialogare con le opere di Sciola. Quindi ho messo davanti a loro l'opera di Sciola e loro hanno creato delle musiche ispirate al linguaggio delle sue sculture piuttosto che... E quindi sono nate delle suite, dei brani straordinari che ho presentato in prima esecuzione proprio al Festival di Sant'Arte, in una cornice incredibile, quella del Giardino Sonoro. Sì, confermo la cornice suggestiva di quell'ambientazione. Ora ascolteremo questo brano che dura insomma relativamente poco, 1 minuto e 50, poco meno di davvero poco meno di 2 minuti. Buon ascolto. Rieccoci. Tra l'altro ho notato che appena abbiamo messo in rete questo brano si è collegata Maria Sciola, ho notato anche Ciao Maria. una divisione da parte della pagina pubblica di Pinuccio Sciola, quindi evidentemente c'è davvero interesse. Sì, c'è un bel rapporto di collaborazione tra noi, è davvero bello. Volevo dire 2 parole su questi brani, se possibile, quello che abbiamo Certo. appena sentito. Questo è il primo pezzo della suite di Carlo Pedini, ecco, Pedini, che si intitola Rocce sordo sonore. Pedini ha voluto, ispirandosi a Sciola, far cantare, suonare delle pietre, delle rocce che non suonano. In questo caso il pezzo che abbiamo sentito si intitola Arenaria. Quindi lui si è immaginato il suono dell'arenaria presente nel Golfo di Cagliari e ha immaginato questo suono. Nel brano che ti propongo adesso, di Paolo Ugoletti, invece, c'è la sonorizzazione invece delle spighe, quindi di un altro importantissimo lavoro di Sciola, di Pinuccio Sciola. Bene. Canti e suoni per
La con la Resistenza. Resistenza, dal Festival Sant'Arte di quest'anno, Sì, del 2002, ha interpretato Paolo Ugoletti con Semi. Semi, esatto. Buon ascolto. Bellissima la fotografia, le immagini e lo spazio, il luogo, ma ci deve essere Incredibile. stato anche un lavoro comunque legato proprio al videomaker e ai fotografi, insomma, non indifferente. Qua c'era proprio un video di buona qualità. Sì, Io spero, tra l'altro, che la qualità della musica si possa sentire bene in una diretta in cui riproponiamo dei video dalla tua pagina YouTube. grazie. Bene, io direi insomma che ci possiamo avviare alle conclusioni di questo nostro dialogo, di questo nostro incontro. Intanto la prima cosa che viene in mente un po' a tutti a tutte le persone che ci ascoltano è intanto come comprare questo doppio CD, come poter avere tra le mani compositori sardi contemporanei. Il disco si può comprare direttamente da me scrivendomi sui miei profili social, quindi su Facebook o su Instagram, piuttosto che sulla mia mail claudiosanna@hotmail.it. E facendo così potete sostenere questo progetto di ricerca che insomma è dispendioso e anche piuttosto articolato. Sto già lavorando con nuovi compositori, con nuove musiche per i prossimi album. In alternativa si può scaricare da Bandcamp la versione digitale, quindi non la versione fisica. Va bene, io intanto ti ringrazio le persone che si sono collegate nel Manifesto Sardo, nelle pagine Facebook che hanno ospitato questa diretta, nel salutarti, mi piacerebbe lanciare l'ultimo brano. Claudio Osanna che interpreta Luciano Chessa, Inkless Imagination Free for Fedele Azzari. Sono io che ringrazio te, Roberto, davvero. Va bene, grazie a tutti. Al termine di questo ultimo brano
sarà conclusa la nostra diretta. Quindi ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, ci salutiamo e ci ascoltiamo questo brano che conclude la nostra diretta. Vi ricordiamo che la diretta sarà riascoltabile al termine nelle piattaforme del Manifesto Sardo, nelle pagine social del Manifesto Sardo, su Facebook, su YouTube, e sarà caricata anche su Instagram. Bene, buon ascolto e buona serata. Grazie. Ciao Claudio. Ciao Roberto.